tovare di legno di diverse dimensioni con ulivi che crescono dall'interno come metafora della resilienza della vita e della vitalità della natura. Ecco la Exit, l'installazione creata da Yoko Ono, esposta dal 1997 in numerosi musei internazionali e ora arrivata a Palazzo della Ragione a Padova. Un legame speciale è quello tra la Città del Santo e Yoko Ono, perché proprio visitando il Palazzo della Ragione nacque l'idea di questa installazione. Nel lontano 1996, in incognito, Yoko Ono viene a Padova. Prima visita il sottosalone, i negozi, poi viene accompagnata in questa sala. Ha come una visione. Lei dice: entrai in questo enorme spazio, sembrava un'enorme sala da ballo. Mi venne detto che qui c'erano dei tribunali, che veniva esercitata la giustizia e venivano anche decretate delle condanne a morte. Lei disse: improvvisamente cominciai a vedere questo salone popolato da una moltitudine di personaggi, uomini, donne, bambini. Capii che questo luogo trasudava storia, memoria, ma anche dolore. E a questo punto lei cominciò a immaginare delle bare che rappresentavano appunto metaforicamente la morte, ma cominciò anche a immaginare qualcosa che rappresentasse l'opposto, la vita, la resilienza. Quindi immaginò delle bare con degli ulivi e qui nasce Exit. Un messaggio di pace universale è quello dell'artista giapponese, un invito all'unità, come spiega il curatore della mostra, John Hendricks. It's important that the message L'importante è che arrivi il messaggio: ora ci sono catastrofi, guerre e morte, ma anche la possibilità di risorgere, che le persone siano forti e tutte unite per la pace. L'opera sarà visitabile a Palazzo della Ragione fino al 6 gennaio del prossimo anno. Le bare verranno bruciate, ma Yoko Ono ci tiene moltissimo al fatto che gli ulivi vengano salvati. Abbiamo deciso di piantare questi ulivi in un luogo emblematico del nostro territorio, la casa di Francesco Petrarca, altro grande intellettuale cosmopolita, ad Arqua Petrarca.